Questa sera è il musicista Diego Moreno, buonasera e benvenuto. Buonasera. Luca, a fine giugno è uscito un suo nuovo brano che si intitola Sogno Sofia sul divano, raccontiamolo un po'. Sì, vabbè, è un invito di questi tempi, sembrava anche giusto a sognare, a raggiungere i nostri sogni e anche ad ambire a un futuro migliore se si potrà. Io dico comunque che il sogno serve, abbiamo messo Sofia sul divano, poi chi vedrà il video mentre lei parla. la regia di Davide Aronica, un altro napoletano, si svelerà l'arcano di perché, ma Sofia è la Sofia nazionale, non ne posso fare mistero, quindi l'abbiamo presa come un'iconografia della bellezza assoluta. Io che mi sento un napoletano d'adozione ho voluto fortemente, tutte le location di questo video, di questo singolo sono state girate qui in Regione Campania, quindi Sogno è solo un singolo di un album di altri 9 inediti. Ecco, appunto questa canzone è il terzo singolo di un album di inediti che uscirà in autunno. Sì, se Dio vorrà in autunno, e poi c'è Savio Vassallo, un altro napoletano, con il suo progetto Il Tesoro di San Gennaro come direttore, come produttore artistico, e Roy Taranto, una firma importante per me, e Gaia Leonora Cipollaro ha firmato per me insieme le liriche in italiano, perché io si sa che sono argentino, ma come dico io, portatore sano di napoletanità. Ecco, in grande sintesi, venerdì prossimo un importante appuntamento per lei in Toscana. Molto, perché ho accompagnato per oltre 15 anni Fred Bongusto, un altro napoletano d'adozione, e lo festeggiamo proprio alla Versigliana, un posto importante. Pensate, la rassegna si chiama Napoletani in Versilia. Io vado a portare questa ventata argentino-napoletana. Vi aspettiamo sui social e soprattutto se volete seguirci. Bene, grazie a Diego Moreno per essere stato con lui, in bocca al lupo per i suoi progetti, e noi restiamo in tempo.